ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. My faith and worship, but then a chance to get to heaven slam. I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, until I took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down. Woo. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this anger's heaven sent, so I've got to hang out on my hang-ups. Cause on the boogie I feel so hell-bent. Hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through. Hey, dance, yeah. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. You know this boogie is my real God. So much candy in my ears, yeah. Don't dance my blues away tonight. You know I'm gonna dance my blues away. You know this boogie is my real God. So much candy in my ears, yeah. Don't dance my blues away tonight. Dance, woo. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby. Ooh, dance. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie cara Natalia, buonasera a te, buon lavoro e buona settimana, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1209 di oggi, lunedì 8 giugno dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 se volete essere dei nostri, oppure 029294 7222 per le telefonate quando ve lo dirò io. Invece il 340 670 9659 per le zap o WhatsApp è già disponibile, pronto, docile al vostro comando. Ma adesso, in rapida successione, l'implacabile Pierluigi Magnaschi con Diritte e Rovesce, a seguire il senatore Massimo Garavaglia con Qui Parlamento sul consenso informato. Vai pure Natalia. Vent'anni fa usciva in America il film di Al Gore dal titolo An Inconvenient Truth, una verità scomoda, un film che è diventato subito una sorta di Bibbia del climatismo. Questo film infatti ha motivato e sostenuto ideologicamente le azioni contro il supposto riscaldamento climatico, che poi hanno determinato investimenti per decine di miliardi di dollari. Il problema, come ha rilevato il think tank Copenhagen Consensus,
è che nessuna delle profezie di Al Gore si è avverata. Aveva previsto un aumento di morti per eventi climatici estremi, e mentre questi sono scesi negli ultimi 100 anni da 500.000 a 10.000. Aveva previsto un aumento degli uragani e questi sono diminuiti. Aveva previsto un aumento degli incendi e negli ultimi anni sono calati del 25%. Addirittura gli orsi polari, che dovevano scomparire, sono raddoppiati negli ultimi 50 anni. Insomma, l'apocalisse climatica è rinviata a data da destinarsi, ma le spese per farvi fronte sono aumentate subito e in modo esponenziale, mentre il sistema economico mondiale è stato sovvertito in molti paesi. A proposito di boccaloni. Qui Parlamento. Grazie signora Presidente. Colleghe e colleghi, lasciamo perdere inutili polemiche, entriamo nel merito. Perché questo provvedimento è opportuno e giusto? Perché tutela i nostri giovani e li tutela in un ambito particolarmente sensibile che è quello della sfera sessuale. Ma perché questo è un ambito meritevole di particolare attenzione e così sensibile? Così sono ambiti di particolare attenzione meritevoli di tutela particolare, i dati sulle opinioni politiche, sulle opinioni religiose, la sanità, l'etnia. Tutto nasce dal diritto alla privacy. Diritto è concetto ambivalente, diritto è concetto liberale. Diritto alla privacy che tutela da invasioni nella propria sfera privata e porta con sé i concetti di dato personale sensibile, di consenso informato. Diritto alla privacy nasce sul finire dell'Ottocento negli Stati Uniti, un bell'articolo di Warren e Brandeis che appunto inventano, diciamo così, il diritto alla privacy, inteso come limite all'invasione nella sfera intima privata, in particolare dei VIP, da parte della stampa, della fotografia. Il concetto poi chiaramente si è ampliato e si è evoluto con l'avvento degli archivi, i grandi archivi pubblici, il servizio militare, la pubblica amministrazione, poi l'informatica, i grandi database, e si arriva oggi al concetto di dato personale. Il dato personale è la proiezione esterna nell'infosfera della persona, quindi un altro modo di vedere il diritto alla privacy. E l'uso poi dei social amplia in maniera infinita questo fenomeno. Come tutelare quindi la privacy e il dato personale? La direttiva UE sul tema è del 95, poi recepita nel nostro ordinamento con la legge sulla privacy, e poi nel 2016 arriva il GDPR, il regolamento generale sulla tutela dei dati personali. A questo punto uno dirà, può pensare, ma cosa c'entra la privacy con questi diritti personali? Ebbene, ricordo, apro una parentesi, che il diritto all'aborto negli Stati Uniti nasce proprio come estensione del diritto alla privacy, cioè come privacy intesa come limite al poter entrare nella sfera privata, personale, anche corporea. Bene, torniamo a noi, veniamo al punto. È proprio da questa evoluzione normativa recepita dal nostro ordinamento che si arriva alla identificazione di una serie di categorie sensibili, meritevoli di particolare tutela. L'abbiamo già detto, ripetiamolo: la sanità, le opinioni politiche, l'etnia, le opinioni religiose, l'orientamento sessuale. Non è un caso quindi che, per esempio, l'ora di religione sia facoltativa, giustamente sia facoltativa, perché è un ambito particolarmente sensibile e meritevole di attenzione, tutela e libertà di scelta. E come si dà un livello di tutela particolare a questi ambiti particolarmente sensibili? Proprio con il consenso informato. Così come con il consenso informato si cerca di tutelare il nostro dato che vaga nell'infosfera, allo stesso modo
con il consenso informato si tutela l'invasione nella propria sfera privata e intima. E cosa c'è di più privato e intimo della sfera sessuale? Ebbene, due termini: consenso, informato. Il consenso implica la scelta e quindi la possibilità di scelta, implica la libertà di scelta, è un principio assolutamente liberale, naturale, un diritto naturale. Però il consenso deve anche essere informato. Serve quindi una prestazione informativa, non basta una burocratica pratica, un adempimento formale, no, serve una prestazione, bisogna spiegare bene affinché il consenso sia vero e informato. Ebbene, la legge che votiamo oggi rispetta puntualmente i principi esposti. Il primo, la tutela nell'ambito particolarmente sensibile della sfera sessuale, in particolare dei giovani, ma a maggior ragione ancora più sensibile. 2, la previsione del consenso e quindi la libertà di scelta. 3, la prestazione informativa, quindi il consenso deve essere informato, si deve sapere su che cosa si decide, in particolare su questi che sono percorsi extracurriculari, che quindi vanno oltre quelli che sono i normali percorsi di studio. Infine, per i minori si prevede l'intervento dei genitori, intervento necessario, ma questo è previsto dalla Costituzione. L'articolo 30 della Costituzione dice che i genitori hanno il dovere e il diritto di educare i figli. Attenzione, perché nella Costituzione non c'è mai niente di casuale. Normalmente viene prima il diritto e poi il dovere. Che ne so, l'articolo 4, diritto al lavoro, poi, comma 2, dovere contribuire al benessere della nazione, eccetera. In questo caso, nel caso dell'educazione, i genitori hanno prima il dovere di educare e poi il diritto. Non è un caso. Annuncio dunque, dopo tutte queste spiegazioni che entrano nel merito della questione, lasciando perdere ogni questione ideologica, qui di ideologico non c'è niente, annuncio quindi il voto favorevole del gruppo Lega a questo giusto e opportuno provvedimento, perché tutela i nostri giovani in un ambito particolarmente sensibile come quello della sfera sessuale. Grazie. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. The sky full of blue. If you're watching a tiger and he's like one big cat, you know that you'll never catch him.
la linea, Antonino. E rieccoci alle 18:38 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, la numero 1209 di oggi, lunedì 8 giugno dell'anno del Signore 2026. Allora, avete ascoltato gli Oliver Onions, Freedom 1979, pezzo che arriva dritto da Io sto con gli ippopotami, questo film nel quale Bud Spencer si schierava a difesa di questa popolazione africana che era vessata in maniera ingiusta. Ecco, quella era una bonaria allegoria, diciamo bonaria a suon di cazzotti, del neocolonialismo che nel Novecento abbiamo già visto. Ecco, oggi il neocolonialismo si muove in un altro modo, in un modo molto più subdolo, perché è un modo privato, è un modo rappresentato da quello che il Papa nella sua ultima enciclica ha saputo ben ritrarre. C'è una nuova tecnologia che sta definendo il mondo nel quale noi vivremo nei prossimi decenni e probabilmente nei prossimi secoli, è l'intelligenza artificiale, che rappresenta uno strumento di potere geostrategico, potere geopolitico. E la cosa più drammatica è che questo centro di potere è in mano a poche realtà private, realtà che però poi trattano con i governi, realtà che sono in grado di influenzare le scelte dei governi, realtà che come tali possono decidere del nostro futuro, come vivremo, come moriremo, come mangeremo, le scelte che faremo a livello politico, le scelte che faremo davanti allo scaffale, come ci vestiremo, parleremo, penseremo. Vogliamo diventare polli di batteria regolati dall'intelligenza artificiale o vogliamo coltivare ancora la nostra imperfetta umanità? Anche questo è uno dei punti decisivi su cui si basano gli anni che verranno. E in questo nuovo neocolonialismo ci sono i nuovi schiavi. Una di queste è Judith. Judith è una ragazza laureata in ingegneria informatica, una mente di prim'ordine, che però vive e lavora a Nairobi, Kenya. 1,30 € di paga l'ora, $1,50. Tutto questo per addestrare il modello di intelligenza artificiale a saper guidare autonomamente un'automobile, in modo tale che i ricchi annoiati un domani possano andare in giro semplicemente sedendosi e lasciando che la macchina faccia di tutto da sola. Bene, Vittoria Iacovella è una coraggiosa collega, lei lavora per Newsroom di Rai 3, io ho avuto il piacere di conoscerla 20 anni fa, 20 anni di quieta e rispettata e rispettabile amicizia e stima professionale. Ecco, Vittoria ha realizzato questo servizio che è andato in onda appunto dentro Newsroom, raccontando questi nuovi schiavi dell'intelligenza artificiale. Pensate che dopo questo servizio Judith ha perso il lavoro. Difatti c'è un crowdfunding per cercare di darle una mano anche a guadagnare, a tirare su 2 soldi e cambiare la sua vita in quel del Kenya. E trovate tutti i riferimenti nel post sulla pagina Facebook della radio, se volete. Ecco, io vi invito ad ascoltare questa nostra chiacchierata, perché vedete, quelle storie così lontane in realtà ci riguardano e ci riverberano addosso. E sono delle storie che parlano di schiavi che domani potremmo vedere anche qui in Occidente, sfruttati per produrre algoritmi sempre più sofisticati. Facciamo attenzione perché in ballo è il nostro futuro. E allora, Natalia, vai pure, grazie. E grazie a Vittoria Iacovella per la sua testimonianza. E allora io ho il piacere di ritrovare, dopo tanto tempo, una bravissima collega che è Vittoria Iacovella. Vittoria è una giornalista e anche una scrittrice, ha scritto Islam da vicino, I rompiscatole, ha scritto un interessante libro che raccoglie la storia di 4 donne molto coraggiose. Lei ha lavorato anche alla 7, adesso è in forza a Rai 3 nel programma Newsroom di Monica Maggioni. È una giornalista. Buongiorno cara, è una giornalista d'inchiesta. Ora io dirò una cosa che la farà arrossire, ma onestamente l'ho sempre pensato. In un mondo nel quale vi raccontano che il giornalismo si può fare anche con l'intelligenza artificiale,
Vittorio Iacovella è un ottimo motivo per continuare a credere che questa professione invece continuerà a esistere e a essere fatta da degli esseri umani, perché io l'avevo scritto su Italia Oggi tempo fa. Guardate che la macchinetta non va a Corleone a intervistare la signora Rina. Ecco, allo stesso modo la macchinetta non va in Africa a raccontarvi il dramma che c'è dietro le terre rare, che c'è dietro lo sfruttamento degli esseri umani per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Perché? Perché l'intelligenza artificiale ha un costo sociale che prima di tutto parte dall'Africa e poi arriva come una specie di ondata, come una specie di tsunami in Europa, perché non è che il posto lo perdono solo gli europei, ma lo perdono anche e soprattutto gli africani, in un continente che vive un'oscena realtà. L'oscena realtà è che l'Africa è un continente ricchissimo, il problema è che vive nella miseria più nera e questa è una cosa scandalosa. Per cui che cosa è successo? È successo che Vittoria è stata in Africa a raccontare, con notevole coraggio aggiungerei, perché è andata negli slum, nei quartieri malfamati, a raccontare il prezzo sociale dell'intelligenza artificiale. Vittoria, intanto grazie del tuo tempo e grazie per essere qui. Come è andata? Allora, abbiamo deciso di fare una puntata per Newsroom in onda su Rai 3, il programma di Monica Maggioni, sul mondo che verrà e quindi occuparci dell'intelligenza artificiale in tutte le sue sfaccettature. Come sempre avviene, ciascuno di noi si occupa di un pezzo di racconto e io ho raccontato nell'ambito della questione lavorativa che abbiamo affrontato. Ci sono due grandi blocchi, no? Il lavoro, come cambierà il lavoro grazie all'intelligenza artificiale, quali lavori sopravvivranno e quali invece no. E poi invece un altro blocco molto importante è il lavoro che c'è dietro l'intelligenza artificiale, quella che ci sembra quasi una magia. Scrivi un prompt, ovvero fai una richiesta all'intelligenza artificiale, ad esempio scrivimi una lettera con un tono legale per chiedere alla mia assicurazione il risarcimento per, non so, no? E poi viene fuori questa lettera, sembra, oppure magari usiamo un'app e ci chiede la carta d'identità e poi fa il confronto, il riconoscimento facciale col nostro viso, ci chiede di scattarci una foto e lì l'intelligenza artificiale fa il match e controlla che tu sia quello della carta d'identità. Sembra una magia, magia non è, in realtà ci sono delle persone intelligenti, degli umani intelligenti dietro questo processo. E purtroppo non sono solo intelligenti, sono anche sfruttati, sono anche pagati pochissimo. Nel mondo sono molti e non si sa realmente quanti siano i cosiddetti data workers, data labelers, gli etichettatori, gli addestratori dell'intelligenza artificiale. Si trovano soprattutto nei paesi del sud del mondo. Io sono stata in Kenya a cercarne alcuni per raccontare le storie, perché poi sostanzialmente con Newsroom noi cosa facciamo? Prendiamo i numeri e cerchiamo le persone, le storie dietro quei numeri. Quindi sappiamo che ci sono in Kenya, ma anche nelle Filippine, in Uganda, ci sono vari paesi del mondo, del sud del mondo, in cui persone altamente alfabetizzate e con un buon inglese lavorano per addestrare l'intelligenza artificiale. Ho incontrato tante persone assieme al filmmaker Gianluca Pipitone in questo periodo passato in Kenya, in particolare siamo partiti da Nairobi. La prima storia che raccontiamo è quella di una donna che vive in uno slum. Uno slum è una baraccopoli, un quartiere senza servizi, senza rete fognaria, senza i servizi essenziali, dove vivono persone poverissime. Quello in particolare è uno dei più grandi slum di Nairobi e ci vivono 300.000 persone in condizioni assolutamente precarie. Abbiamo incontrato una donna, una laureata in ingegneria, Judith, che fa due lavori. Il primo lavoro è molto simile, Antonino, a quello dei vecchi scrivani. È un po' un film questa storia di Judith, perché lei che cosa fa? Fa le pratiche per le persone che non riescono a scriverle, a farle. Ad esempio devono fare una domanda per la patente, per un passaporto, le pratiche online,
scrive, redige le domande. Il secondo lavoro, perché ha 2 bambini ed è sola, viene fuori da una storia di violenza del marito, e quindi è andata a vivere in questo slam ed è da sola, una mamma single, addestra l'intelligenza artificiale. E che cosa fa? Ci mostra nel servizio proprio in cosa consiste il suo lavoro. Quindi lei ha un'immagine satellitare di una strada, addestra in particolare le macchine a guida automatica. Ce ne sono come ben sappiamo, di costosissime, Ah, voglia. e come ad esempio potrebbero essere le Tesla, e quindi una persona da un quartiere poverissimo, pagata 1,50 euro l'ora, che lavora per qualcosa di extra lusso, per persone ricchissime. Mettiamo insieme questi 2 elementi. Lei, ad esempio, insegna all'intelligenza artificiale: riconosci che questa è un'auto, questo è un furgone, questo è un albero, questa è una persona, in modo tale che la macchina possa muoversi. Ci racconta questo, poi l'abbiamo seguita nella sua vita quotidiana. Cosa vuol dire guadagnare 1,50 euro l'ora? Il costo della vita non è così tanto basso in Kenya. E vuol dire che, ad esempio, a un certo punto ha comprato i pannolini, e questa cosa ha colpito moltissimo me e Gianluca. Li ha comprati sfusi, ne ha comprati 2, soltanto 2 per la sua bambina di 4 mesi. Io ho detto 2, e lei mi ha detto per oggi, io per domani li ricompro. E questa cosa ci ha impressionati, e il pezzo finisce con quello. È qualcosa che ti fa rendere conto concretamente di quello che vuol dire, di quello che c'è dietro quella che è una tecnologia importante, utilissima, strategica, ma a che prezzo? L'inchiesta continua andando ancora più a fondo, perché Judith addestra l'intelligenza artificiale per app, diciamo, tradizionali. Chi vuole guadagnare un po' di più, magari grazie al dark web, abbiamo incontrato un ragazzo alla periferia di Nairobi, un villaggetto Masai nella savana, che addestrava l'intelligenza artificiale a riconoscere video legati al settore del porno, e ha avuto un burnout, un disturbo da stress post-traumatico importante, con un grave danno alla sua vita relazionale e familiare, perché poi lui dice: ti senti rotto dentro, non reagisci più a niente, non riesci più ad avere un contatto fisico neanche con la persona amata. 8 ore al giorno a vedere video di tematiche pesanti, sensibili, comunque pornografiche di ogni genere. Alla fine non si è neanche reso conto di quanto e come, e quelli come lui sono tantissimi, per 4 dollari l'ora, un danno psicologico immenso. Ci racconta questo, ci racconta anche che sono controllati. E questo te lo dico perché io a un certo punto gli ho chiesto: ma anche mentre facciamo questa intervista, perché c'era il computer lì davanti a noi acceso, lui dice sì. Ho detto: pensi? Dice no, è certo. E che è certo, l'ho capito anche dopo, quando ho risentito dopo qualche mese Judith, quella del primo pezzo, che mi ha detto, l'inchiesta è uscita la settimana scorsa, ma Judith mi ha detto che hanno capito che lei ha rilasciato un'intervista, della quale nessuno di noi ha dato nessuna pubblicità prima, e dopo pochi giorni dal fatto che lei aveva rilasciato l'intervista a noi, ha perso il lavoro come addestratrice dell'intelligenza artificiale. Anzi, volevo dirti che per sostenerla, per aiutarla a trovare i mezzi per, ad esempio, comprare un nuovo computer o insomma una piccola auto, per cercare un nuovo lavoro, esiste una raccolta fondi, e poi magari vi giriamo il link per chi volesse aiutare Judith. Molto volentieri, grazie. L'inchiesta continua perché ho avuto piacere di conoscere un piccolo gruppo di giovani lavoratori, appunto questi data workers, che hanno creato il nascente sindacato dei lavoratori digitali.
a Nairobi. Sono pochi, sono una decina, io ne ho incontrati 3, ti raccontano lo sfruttamento, i problemi fisici anche alla vista e poi anche i problemi psicologici. Loro fanno degli esempi su tutto quello che di quanto più assurdo la gente ha il coraggio di chiedere all'intelligenza artificiale, come cucinare un bambino, come scuoiare una persona, e c'è qualcuno dietro che deve moderare le risposte o rispondere in qualche modo. A Donald Trump non piace questo elemento. Manco a Pete Hegseth, già che ci siamo. Questi elementi sono... Non li sto citando a caso. Non li stiamo citando a caso, nella puntata di Newsroom si parla anche di tutto quello che c'è dietro i finanziamenti all'intelligenza artificiale, allo sviluppo di questa, e veramente vi consiglio su Rai Play di andare a vedere l'intera puntata. Insomma, un'avvocata, che è quella che segue questi lavoratori, alcuni di loro hanno pensato di fare causa, anche perché magari alcuni non sono stati pagati semplicemente, e la risposta è arrivata soprattutto, novità, dal governo, non tanto dalle multinazionali quanto dal governo, e qui si apre una strada nuova, un elemento nuovo di comprensione, quanto le multinazionali sono collegate poi ai governi di questi paesi in via di sviluppo, moltissimo, al punto che se fai causa alla multinazionale si vendica il governo al posto della multinazionale. Un elemento molto molto interessante. L'inchiesta continua e incontriamo una ricercatrice che ci spiega la radice di tutto questo, molto bene, bravissima. Ci spiega che è una nuova forma di neocolonialismo, è un neocolonialismo della quarta rivoluzione industriale. Ci fa tutte le analogie col colonialismo precedente e ci spiega come ogni rivoluzione industriale è stata basata sulle menti, sullo sfruttamento, sui corpi delle persone del sud del mondo, e che anche questa non fa eccezione. Insomma, è una questione di diritti dei lavoratori, di diritti umani, ma anche nostra di consapevolezza di ciò che stiamo usando, come io stessa uso l'intelligenza artificiale. È uno strumento dal quale non possiamo prescindere per tante ragioni, no? Ormai è uno strumento quotidiano, ecco, appunto, è anche nelle nostre app e ovunque. Però dobbiamo avere consapevolezza di ciò che usiamo e ciò che c'è dietro e chi c'è dietro. La cosa più interessante, credo, è quello che fai anche tu da tanti anni, è capire le persone che ci sono dietro i numeri, no? Infatti. Le storie umane. Questo effettivamente l'intelligenza artificiale ancora non è in grado di farlo, cioè incontrare effettivamente le persone e andare a fondo oltre la superficie, nelle loro storie, nelle ragioni legate a queste storie. Questo ancora lo fanno gli esseri umani. Ma vedi, questa è la ricetta del giornalismo, come mi spiega il mio maestro Pierluigi Magnaschi, è fatto di facce e di storie. Tu sei andata a cercare facce e storie, tra l'altro con coraggio, perché non eri propriamente che ne so, a Piccadilly Circus, ma eri appunto negli slam di Nairobi, con tutto il rispetto ovviamente per la povera umanità che li abita, e non è propriamente un posto nel quale una donna può andarci da sola, chiaramente, quindi ci vuole pure coraggio ad andare da quelle parti. Io però osservo alcune cose del tuo racconto e mi fai riflettere non poco. La prima, mi viene in taglio la Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone dedicata all'intelligenza artificiale, e lui fa un'osservazione che casca esattamente a pennello con la discussione che hai avuto con la ricercatrice. Cioè lei dice c'è un neocolonialismo dell'intelligenza artificiale, che è quello che il Papa stesso sottolinea, e aggiungiamo, è un neocolonialismo prima di tutto privato ed economico, perché non è più una questione soltanto di governi, è una questione prima di tutto di poche aziende che sono titolari di questo o quel prompt, di questo o quel modello di intelligenza artificiale, che programmano loro questo sistema, perché sì,
Prima ridevamo, si fa per dire, di Trump e di Exet, perché tu parlavi dei moderatori dell'intelligenza artificiale. Momento, questo è per l'intelligenza artificiale civile, quella a cui ti puoi rivolgere tu, io, chi mi sta ascoltando e così via, perché magari vogliamo un fotomontaggio di me con gli occhi azzurri e una parrucca bionda in testa. Ma il problema è che per quanto riguarda l'uso militare dell'intelligenza artificiale, è notizia di questi giorni, o meglio, un paio di settimane fa, che abbiamo raccontato, del fatto che Exet ha cancellato, come si dice, i contratti con un'azienda di intelligenza artificiale che, a differenza di Palantir e tutti gli altri, si è rifiutata di togliere i cosiddetti freni inibitori al loro modello di intelligenza artificiale, che peraltro usavano nei sistemi di riconoscimento, ma anche di puntamento dei cannoni per sparare e ammazzare gente. Questo sì, nella puntata affrontiamo anche questo tema. Innanzitutto il riferimento all'enciclica del Papa che facevi, sì, lo analizziamo, è uscita in prossimità della puntata, quindi abbiamo inserito un'analisi su quanto il Papa ha urgenza di comunicare relativamente ai diritti anche dei lavoratori in questa quarta rivoluzione industriale, e poi c'è tutta una parte molto approfondita sull'uso dell'intelligenza artificiale nel campo della guerra, e fra l'altro con un bellissimo reportage della mia collega Luciana Colluccello dall'Ucraina, con i droni ucraini e russi, in cui si cerca di capire anche come vengono utilizzati e fino a che punto viene solo utilizzata per il movimento o quando inizierà a essere utilizzata per colpire. E sappiamo, ecco, che a Gaza, ad esempio, è stata ampiamente utilizzata l'intelligenza artificiale. Il famoso Vangelo, uno di questi modelli, e in particolare, scusa se ti interrompo, il problema di uno di questi operatori è stato proprio, lo ha detto chiaramente all'Economist e ai vari giornali che se ne sono occupati. Dice: io, siccome la macchina è così veloce che mi indica tutti i potenziali bersagli e io devo solo ammaccare invio per farlo sparare, il problema è che io non sono più uno che ha la responsabilità civile e morale di quello che fa, ma sono soltanto l'autorizzatore di un processo che apparentemente è svolto da una macchina che, intelligenza artificiale, sì, imita in realtà il modo di pensare, ma non è che ha i sentimenti, non è che può volere bene a me, a te, o odiare me. No, con un margine di errore, fra l'altro, anche su Gaza, che si è rivelato altissimo del 10%, quindi pensiamo a quante persone sono morte a Gaza, pensiamo, cioè, insomma, a margine anche la scuola in Iran, a quanto pare, il missile americano è stato fuorviato dall'intelligenza artificiale perché aveva vecchie mappe in cui quella risultava una caserma dei Pasdaran. Una caserma. E qualcosa di nuovo ancora interessante c'è, un altro reportage che poi ho fatto sempre dentro la stessa inchiesta è sull'utilizzo congiunto di satelliti e intelligenza artificiale. E quindi sono andata nella sede di Geos, Leonardo e Telespazio a vedere come fanno lavorare sinergicamente i satelliti con l'intelligenza artificiale. A proposito delle mappe, quando mi parlavi, ecco, dell'Iran, loro lì utilizzano l'intelligenza artificiale caricando tutte le mappe che hanno, lo storico di tutto, mettendola in sinergia anche con i dati, ad esempio dei social o con quelli dei servizi, per fare delle previsioni per chi poi dovrà prendere decisioni. Questo è un altro elemento interessante, perché poi c'è chi alla fine di tutta questa catena deve prendere una decisione su un territorio. Lì c'erano due case history che avevamo seguito. Uno era la Somalia, era la previsione di nuovi scontri, di movimenti migratori e di sommosse popolari. È un po' Minority Report. Sì, a quello stavo pensando. Mi hai letto nel pensiero. Guarda. Un pochino, sì, ecco, però su scala sociale. Un altro era invece il controllo delle navi,
Quindi, ad esempio, loro mappavano col satellite le navi, osservavano quelle che avevano spento il GPS, che quindi non volevano essere rintracciate ma si vedevano, e cercavano di capire se qualcuna di queste, anche sulla base della posizione, statisticamente potesse essere a rischio, che so, Tipo la flotta russa fantasma contrabbando, del sì. petrolio. Sì, esattamente. E lì facevano una serie di studi e poi magari alla Marina comunicavano: guarda, ci sono 4 navi sospette che stanno facendo questi movimenti. E anche lì molto interessante, utile. Allo stesso tempo, tutto questo va normato. L'Europa sta cercando in ogni modo di tutelarci tutti con una normativa che però vediamo che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è molto più veloce di quella che è poi la burocrazia necessaria all'approvazione delle normative, ma anche l'elaborazione popolare, no? E politica di quelle che possono essere le normative funzionali. E quindi è una rincorsa. È una rincorsa, arriveremo, comunque vada, arriveremo tardi, comunque vada, arriveremo che i danni saranno già fatti e dovremo porre il rimedio, come Vittoria, è a me la cosa... stato per i Sì. social poi alla fine. Vittoria, a me la cosa che più indigna però è quello che hai raccontato con questi che sono veri e propri schiavi moderni, schiavi con tanto di laurea pagati $1,50, $1,50 sono, se ci arriva, €1,30 l'ora. €1,30 l'ora, pensate. In Italia il caporalato è più dignitoso, €3 l'ora. Permettete, lo dico ovviamente con amaro paradosso, non è che sto dicendo che godure il caporalato, non mai pensato. Però pensate, €1,30 all'ora. Tutto questo perché? Perché voi possiate mettervi davanti al prompt e chiedergli l'opinione sul vasto mondo o di fare un disegnino buffo. E quella ha perso il lavoro. E poi ecco, anche qui, vedi, questo rapporto malsano che tu hai evidenziato tra i governi locali che dipendono dalle multinazionali, e qui nasce veramente un potere che va al di là dei rapporti tra stati. Appunto è un neocolonialismo economico che io trovo molto più feroce, molto più Molto pericoloso, molto feroce, perché si tratta di paesi che hanno un tasso di disoccupazione altissima, quindi le multinazionali arrivano e dicono: io investo, io porto lavoro. Sì, ma che tipo di lavoro? Quanto pagato? Come? A un certo punto questi governi che comunque cercano di porre rimedio al problema della disoccupazione accettano queste condizioni disperate, vendono i propri giovani in questo senso. Ma un altro servizio che avevo fatto, che non è su questo tema, però c'entra sempre col neocolonialismo, sempre in Kenya, era sugli investimenti cinesi, ad esempio. Ecco, Anche quello lì è un altro tema hanno caldo. iniziato ad accettare, i cinesi sono arrivati dicendo: vi costruiamo la ferrovia, Sì, poi vi costruiamo l'autostrada. sì. Kenya Tutto si verso il indebita. porto, però. Esatto. Il Kenya si Eh, indebita, il debito cresce, gli interessi non riescono a essere pagati. Allora vi prestiamo il prestito sul prestito. Si allarga, dice: ok, non riuscite a restituirci i soldi, ci fate costruire un po' di grattacieli che venderemo ai cinesi, che costruiranno ancora. Io giravo per Nairobi, era tutto cinese. il A un certo problema è che punto chiamo la però... Maggioni e dico: Monica, facciamo un reportage sulla colonizzazione cinese in Africa? E fa: certo che sì. E inizio a girare e erano il 70% delle infrastrutture del Kenya costruite da cinesi, ovunque cantieri cinesi, con operai africani però. Sì. Quindi, insomma, anche lì. Da notare che loro non si fanno problemi se sei una dittatura, una repubblica, se sei lo stato libero di bananas. A loro interessa business, perché la verità l'ha detta Deng Xiaoping nel 91 quando ha aperto l'economia cinese: compagni, arricchirsi è glorioso. Certo, se poi la gloria è i disgraziati a $1,50 all'ora, chi se ne frega. Vittoria, senti, ma secondo te, no? Perché io me lo chiedo spesso, ma secondo te c'è una via d'uscita da tutto questo? C'è un minimo di speranza in queste storie disperate che hai raccontato? Io penso di sì,
che sia la diffusione etica, l'etica che abbiamo dentro, darle credito, dare valore alle relazioni fra noi, ai dialoghi che abbiamo, e non lasciare, avere il coraggio di far splendere la nostra etica, di diffonderla, di essere comunità etica. E questo si fa goccia a goccia. Ognuno di noi è una goccia nel mare, io dico sempre sarò una gocciolina, voglio essere una goccia pulita. Vabbè, siamo in due. Siamo già due gocce. Magari fra chi ci ascolta c'è qualcun altro, no? Perché no? E il mare è fatto di tante gocce. Certo che sì. Vittoria, allora io ti voglio ringraziare del tuo tempo e della tua pazienza. Grazie a te Antonino, veramente è una gioia ogni volta sentirti. Prego, io mi onoro del tuo coraggio e della tua amicizia, perché per fare queste inchieste ci vuole coraggio, ribadisco il concetto, e veramente al piacere di ritrovarci presto. A presto. Grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, 11 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata 1209 di Zoom. Allora, è arrivata una zappa, bene che Leonardo mappi anche le navi. Aspetta un attimo perché qua non si vede che cosa ha scritto e gli occhi miei che se ne sono andati bellamente, è vero. Bene, Leonardo mappi anche le navi madre che scaricano clandestini e passino dati alla Marina per bloccarli. O non si può, Maurizio. Maurizio, la Marina fa quello che gli viene comandato dal governo, no? Non è che si alzano la mattina e decidono chi andare a bombardare. Bene, andiamo avanti. Allora, alcune comunicazioni. La prima, vi segnalo che dopodomani, mercoledì 10 giugno, nella sala dell'Assemblea Capitolina, via della Greca 5, secondo piano, ore 15, la nostra Alessandra Mori modererà questo incontro promosso dal gruppo capitolino Lega, il futuro del sistema educativo e scolastico integrato 06 di Roma Capitale, criticità e soluzioni. Chi sarà presente? Sarà presente Giovanna Miele, l'onorevole Miele, Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, l'onorevole Fabrizio Santori, segretario d'Aula di Roma Capitale, Maurizio Politti, Commissione Scuola Roma Capitale, Monica Picca, consigliera del Ministro dell'Istruzione e del Merito,
Rosaria Iani, commissione di scuola municipio 11, Cecilia Di Fede, assessore alla scuola municipio 6. Di che cosa si parlerà? Mancate coperture quotidiane, chiusure anticipate di sezioni, criticità a bando delle nuove GCS, inclusione scolastica, mancata sostituzione del personale, risorse per Roma, istituzioni responsabili dei servizi educativi e scolastici, adeguata formazione professionale del personale e infine le figure educative di integrazione CA e OEPAC. Per info e prenotazioni 339 399 1133. Vi ripeto il numero 339 399 1133. L'evento promosso appunto dal gruppo Capitolino della Lega, il futuro del sistema educativo e scolastico integrato 06 di Roma Capitale, criticità e soluzioni. Mercoledì 10 di giugno, sala Assemblea Capitolina, via della Greca 5, secondo piano, ore 15. Veniamo adesso alla seconda cosa. Vi voglio leggere questa dichiarazione nella nostra Suad Sbai sul caso Silvestro, il senatore. Sbai Lega, piena solidarietà all'imprenditrice, lo scrive l'agenzia 9 Colonne. Un'imprenditrice di 52 anni denuncia di essere stata vittima di violenza sessuale nell'ufficio di un senatore della Repubblica all'interno del complesso parlamentare di San Luigi dei Francesi. Fatti gravissimi su cui la magistratura farà il suo corso, come giusto che sia, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza. Questa notizia però, dice ancora Suad Sbai, non si può leggere senza indignazione, a maggior ragione rispetto a qualcosa che non richiede alcun processo per essere giudicato. Le parole con cui il senatore Francesco Silvestro ha risposto alla denuncia. Io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale. Questa affermazione non è solo offensiva e gravissima, ma è la sintesi di una mentalità che considera la credibilità di una donna vittima di violenza proporzionale all'avvenenza fisica. È la stessa cultura che per decenni ha fatto sì che le donne non fossero propense a denunciare, sapendo che sarebbero state messe sotto processo al posto dei loro aggressori. Questo non è accettabile e non lo sarà mai. Esprimo la mia piena e incondizionata solidarietà alla donna che ha avuto il coraggio di denunciare, affrontando, secondo quanto riportato, anche pressioni e intimidazioni per spingerla al silenzio. A lei va tutto il mio rispetto e la mia vicinanza umana e istituzionale. La politica deve essere un luogo di servizio, missione, senso di responsabilità, non certo impunità. Gli uffici parlamentari non sono zone franche. Chi riveste una carica pubblica ha doveri ancora maggiori verso i cittadini, a partire dal rispetto della dignità di ogni persona. Chiedo che su questa vicenda si faccia piena luce, che le istituzioni non voltino la testa dall'altra parte e si garantisca alla vittima ogni forma di tutela e supporto. Il presidente La Russa ha già disposto accertamenti. È un primo passo necessario, ma non basta. Il Parlamento, nel suo complesso, deve dare un segnale chiaro. La violenza contro le donne non ha colore politico e nessuna tessera di partito può costituire uno scudo. La lotta alla violenza di genere è un impegno che porto avanti ogni giorno e oggi, più che mai, sento il dovere di alzare la voce. Così in una nota su Sbai, responsabile nazionale Dipartimento Pari Opportunità della Lega. Adesso chiudiamo la nostra trasmissione prima di passare a Carla De Bernardi che ci porta sul bellissimo Cammino di Assisi con l'ANSA. Ballottaggi, pareggia 3-3 nei capoluoghi, affluenza in calo, Meloni, i ballottaggi confermano la forza del centrodestra, il PD, le città scelgono il centrosinistra, un segnale al governo, l'alternativa c'è. Coinvolto anche un carabiniere, violenza sessuale al Senato, il senatore Silvestro è indagato. Risico bancario, MPS avvia le valutazioni preliminari su Banco BPM e Intesa. Medio Oriente, Netanyahu per ora il fuoco con l'Iran è cessato, è stata autodifesa. Infine il sole esuberante, attesa una nuova tempesta geomagnetica di intensità moderata, potrebbe colpire la Terra tra oggi e domani. Reportage Il posto delle fragole nei nuovi feudi dei caporali dove chi si ribella muore. Adesso linea alla nostra Carla De Bernardi, poi alla fine ci saluteremo con un pezzo del 1977 dei Teppisti dei Sogni, Sei tu l'amore. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
Ed è tornata a trovarci la nostra Carla De Bernardi con la sua elegantissima rubrica Contare i passi. E allora, mia cara, No, tutte le strade portano a Assisi. tutte le strade portano ad Assisi, chiedo scusa, questo è il bellissimo libro per Mursia. Dove siamo arrivati quest'oggi? Vediamo un po'. Oggi eravamo a Corniolo, dove avevamo conosciuto Gigino il pizzaiolo e Annalena Tonelli, e oggi andiamo a Camaldoli. Devo dirti una cosa, farò un po' la vanitosa. Rileggendo i capitoli per poterne parlare con voi, mi accorgo che è veramente un libro scritto con, perlomeno con garbo, cioè è carino, è un libro non presuntuoso, è interessante, è simpatico, ecco. Non ha avuto un enorme successo di pubblico, perché il Cammino di Assisi non ha un enorme successo, non ha una grande frequenza di camminatori, però è un libro veramente che rileggendolo non sempre succede, sai? Rileggendo una roba che hai scritto 10 anni prima, delle volte dici, mamma mia, come ero stupida, ingenua, cosa diavolo ho scritto? Invece è carino proprio scritto. Basta, questo è finito lo spot pubblicitario. Allora, oggi andiamo da Corniolo a Camaldoli. Camaldoli e poi ci sarà la Verna, i due grandi, come si dice, i due luoghi, a parte Assisi ovviamente, e Gubbio che è molto bella, a livello di natura le foreste casentinesi che appunto terminano poi alla Verna, Camaldoli e la Verna sono veramente strepitose. Allora, questa è la mappa delle foreste casentinesi, vedi? Foreste casentinesi che appunto prendono il nome dalla zona che si chiama Casentino, o danno nome al Casentino, e danno nome anche al famoso tessuto casentino, che tu che sei un uomo elegante conoscerai. Certo. Ecco, il tessuto arancione o verde fatto a riccioli, che si usa molto in Maremma e anche in queste zone qua, per fare cappottini. Io ce l'avevo da bambina, ce l'avevo arancione, non mi piaceva, però la mia mamma me lo metteva. Adesso ci sono dei signori molto chic e delle signore molto chic che ce l'hanno di solito col collo di volpe, con la martingala a doppio petto, cioè il cappotto di Casentino è un po' come il frac, non so come dire, o la mantella, il tabarro, sono quelle robe che non si usano più, perché chi è che si mette un cappotto di Casentino? Ma chi se lo mette fa un figurone. E per fare quel casentino grattano la lana con degli attrezzi, che proprio la grattano e fanno saltare fuori tutti questi riccioli, di modo che il tessuto diventa molto impermeabile e molto caldo. Per cui il cappotto di Casentino è veramente un bel capo di abbigliamento, sia da uomo che da donna che da bambino. Ma adesso ormai tutti usano il giubbotto, tutti sono vestiti come degli scappati di casa, a parte i signori formali, diciamo, che hanno l'abito e il cappottino perché sono dei manager o dei VIP, però la gente normale ormai il cappotto tipo Casentino se lo sogna. Detto questo, noi siamo partiti da Corniolo e con queste amiche con cui stavo facendo il giro, ci deve essere il gruppo da qualche parte, l'arrivo a Camaldoli, vedi? Sì, esatto, c'è un eccolo qua. gruppetto. Nel gruppetto si dovrebbero riconoscere le mie amichettine Susanna, Eleonora e Paola. Allora, Paola è la prima in ginocchio a destra. Questa. Poi ci sono io, vedi, con gli occhiali da sole. Sì. Poi c'è il famoso Giovanni Balzaretti. Se passiamo la riga sopra, a destra c'è Alberto Conte, che era il capotribù, che è il fondatore di Movimento Lento, che ho fondato anch'io con lui, solo che io non sono più attiva in Movimento Lento. Invece il Movimento Lento è molto attivo e soprattutto negli ultimi anni ha scoperto il Cammino di Europa, di cui magari parleremo dopo l'estate. Poi c'è gli altri amici del gruppo, c'era quello che il Norcino, poi c'è una ragazza che mi sembra sia Eleonora, poi ci sono altri due, quello alto non mi ricordo come si chiamava, poi vabbè, non è importante, e poi c'è la poetessa è quella che ha fatto la poesia che ho dedicato a Voglio essere come un soffio di vento, intoccabile e carezzevole, Santina.
Allora, quel giorno Santina, che chiamavamo Tina, Susanna, che è la moglie di Alberto e che qui dove la vede questa qua, ecco, vedi che tra un uomo vestito di bianco e io con gli occhiali c'è un buco. Sopra, la donna sopra di sinistra che sorride è la moglie di Alberto Conte, Susanna. Allora, Tina, Susanna, Eleonora, Paola e io decidiamo che quel giorno vogliamo fare un pezzo in autobus, perché vogliamo goderci anche un po' la vita, cioè non vogliamo arrivare sempre stanche e stravolte, che non riusciamo neanche a guardarci intorno. Quindi facciamo i primi 9 chilometri come si chiama, in autobus e arriviamo in un bellissimo bar. Purtroppo te l'ho detto, di Assisi io ho perso quasi tutte le foto, quindi non ve lo posso far vedere. Arriviamo in una specie di baita, perché le foreste casentinesi sono anche abbastanza alte, adesso non so quanti metri siano, c'è una specie di baita di montagna. Arrivano anche a 1453, vedo qui. Ecco, hai capito, noi arriviamo, mi sembra che siamo arrivati... 1500 ci arrivano, anche ecco, 1700 qua a nord, ecco, guarda che altezza è Campigna Santa Sofia, dove siamo andati noi. Gli occhi miei se ne sono andati. Santa Sofia è qui, poi c'è Corniolo, però Corniolo non è indicata l'altezza qui, no. Allora aspetta che però la guardo sul Rigracoli web. 421, Campigna 1068, ecco qua. Ecco, allora siamo arrivati a Campigna e quindi c'era una baita tipo da montagna, ci siamo seduti al bar e abbiamo detto e adesso aspettiamo gli uomini, perché gli uomini, ovviamente coraggiosissimi, non hanno voluto prendere l'autobus. Ti dirò, io nel Cammino di Santiago avevo la malattia infantile, come avrebbe detto Lenin, del pellegrino, perché non ho fatto un centimetro su ruota. E invece qui ormai ero guarita da quella malattia, per cui se sali su un mezzo tradisci il cammino, e per cui mi sono fatta questo pezzetto in autobus con le mie amiche. Siamo poi andate a visitare, tu hai fatto vedere un lupo, sì. Il museo delle foreste casentinesi, vedi, dove c'è imbalsamato un bel lupo, perché sono infestate, no, ma sono popolate dai lupi le foreste casentinesi. E quindi ci siamo seduti al bar, abbiamo cominciato a raccontarci le nostre storie, poi sono arrivati anche gli uomini ovviamente. Dopodiché abbiamo cominciato a cercare di capire qualcosa di dove eravamo e abbiamo capito, ecco, il rifugio si chiamava Lo Scoiattolo, tanto per dirti, e questo la dice lunga su come fosse, no, tutto in legno, un posto delizioso. Siamo andati a vedere il Museo della Guardia Forestale delle Foreste Casentinesi, che è questo, e per andarci siamo passati davanti a un casino di caccia dei Granduchi di Lorena. Purtroppo, ripeto, la foto non c'è, che è un bellissimo casino di caccia molto semplice, bianco, con le persiane verdi, perché i Granduchi di Lorena furono i signori del Casentino nel XIX e XX secolo. Certo. E loro cosa facevano? Il Granducato di Lorena forniva, l'aveva in queste sue terre, l'abete bianco, che l'abete bianco veniva spedito ai cantieri navali di Pisa e di Livorno, che facevano gli alberi delle galeazze, che sono delle antiche barche a vela, che avevano degli alberi alti 28 metri, ma soprattutto larghissimi. Questi alberi dovevano essere larghi 40 metri e altri 28. Alla base avevano un diametro di 6 metri, insomma erano enormi. Adesso magari ti ho dato i numeri un po' a vanvera. E Leopoldo II d'Asburgo, che ha regnato su queste terre, era un sovrano che piaceva molto, era soprannominato Broncio perché aveva il labbro inferiore sporgente, oppure era soprannominato anche Canapone perché aveva i capelli tipo canapone. Questo indica che era simpatico, no? Perché se un sovrano viene chiamato Broncio o Canapone, lui chiamò un boemo, Carl Simeon, che poi noi chiameremo Carlo Siemoni, per ricostruire la foresta che era stata distrutta nei secoli passati quando si facevano appunto le galeazze. L'abete bianco veniva fornito nell'antichità a queste grandi barche a vela e praticamente non ce n'erano più. Carlo Siemoni
ricostruì praticamente la foresta e costruì anche una specie di parco, ma che vedremo la volta prossima. Introdusse i daini e i cervi dalla Germania, introdusse i mufloni dalla Sardegna, insomma rianimò questo grande parco delle foreste casentinesi che era andato in abbandono. Il Corpo Forestale dello Stato ha poi preso in carica le foreste casentinesi nel 1914 e sono tenute benissimo e quindi sono molto belle da attraversare. Tra l'altro c'è stato anche un altro che era Pietro Zangheri, che è morto nell'83, naturalista di Forlì, che anche lui è stato molto importante in questa opera di salvaguardia delle foreste casentinesi. Sono stati proprio dei precursori dell'ecologismo, no? Quando ancora l'ecologismo non era di moda, e c'era il periodo, nel caso di Zangheri, delle grandi speculazioni edilizie del dopoguerra, sono riusciti a salvaguardare molto bene questo territorio e quindi gli dobbiamo molto. Voglio ricordare che Dino Campana nei suoi canti orfici ha molto celebrato questi luoghi che lui ha attraversato a piedi. È andato da Marradi alla Verna a piedi, poi noi dopo Camaldoli andremo in effetti anche noi alla Verna. Vabbè, al museo ci sono serpenti, funghi e questo bellissimo lupo. Lo guardi negli occhi per vedere chi abbassa lo sguardo per primo, naturalmente il lupo è imbalsamato e stravince, ma stravincerebbe comunque perché il lupo non abbassa mai gli occhi. Casentino deriva da clausentium, dal latino, cioè valle chiusa, perché è una valle ovale lunga, se non erro, 60 km e il lato corto è di 30 km, però è proprio una valle chiusa dalle montagne. Adesso, se vuoi, ti dico il Monte Falterona, dove nasce l'Arno, il Monte Falco, la Val Tiberina, l'Alpe di Serra, insomma, è chiuso tra queste montagne. Nel Casentino si rifugiò Dante durante il suo esilio e si dice che prese spunto da un antico castello, il castello di Romena, che ha tutta una struttura particolare che gli ha ispirato la struttura a bolge dell'inferno. E c'è una grande statua di Dante a un certo punto, quando passi dal confine tra Forlì e Arezzo. E fai conto che il confine non veniva vissuto come un limite, ma veniva vissuto, ed è sempre così che vanno vissuti i confini, come luoghi di scambio. Cioè il confine non chiude a uno o l'altro dei confinanti, ma apre a un luogo di scambio culturale, umano, sociale, eccetera, eccetera. Quindi i confini vanno vissuti in questo modo, non come chiusure. Ah, mi sono dimenticata di dirti che Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Bettino Ricasoli indossavano il casentino, che inizialmente era stato fatto per proteggere gli animali da traino. Poi un bel giorno era un materiale grezzo per proteggere gli animali, quindi era molto pesante. Un bel giorno qualcuno ha usato in modo improprio l'allume di rocca, che veniva usato nella lavorazione come mordenzante, ed è venuto fuori il casentino arancione. Si usa anche dopo la barba perché è igienizzante. Esatto, bravo, l'allume di rocca, bravo. L'allume di rocca, come no? Saltò fuori la variante rossa, e allora si capì che si poteva usarla per fare cappotti, per fare altre cose, perché prima era un materiale come una coperta da esercito, hai capito? Era grezzo tutto. Con l'allume di rocca diventa bellissimo. Allora, dicevamo che anche Pierre Cardin l'ha usato nelle sue collezioni, tanto bello è questo materiale. Adesso credo che per avere un cappotto in casentino devi proprio andare in casentino, non credo che lo trovi nei negozi. Vabbè, detto questo, aspetta che seguo il libro. Ah, vabbè, lì nelle foreste casentinesi a me è successa una cosa particolare. Allora, queste foreste facevano praticamente dei grandi archi di alberi che si incrociavano, e questo non solo lì, anche in tutte le altre foreste che abbiamo attraversato. E cosa succede? Che questi grandi archi di alberi ti sembrano degli ingressi in un mondo fatato, no? Cioè tu hai l'impressione di entrare in qualcosa che attiene alle fate, agli gnomi, alle creature silvestri. E lì senti veramente il senso del sacro, inteso non come sacro cristiano o cattolico, ma proprio il sacro, non so come spiegartelo, il sacro nella sua accezione più ampia, il sacro che è un sacro sì cristiano, ma anche religioso, ma anche un sacro pagano, cioè proprio
senti la presenza di qualcosa che va al di là dell'umano e che io per comunità chiamo sacro, un altro può chiamarlo in un altro modo. E io lì ho avuto veramente la sensazione, guarda, di trasformarmi in un albero, perché mi sono concentrato, ho chiuso gli occhi, mi sono avvicinata a un albero e l'ho abbracciato e poi ho cominciato a sentire le dita delle mani che diventavano rami, le dita dei piedi che diventavano radici e i capelli che diventavano una chioma verde. Ma ti assicuro che è stato un attimo di, ovviamente onirico, non era la realtà. Non avevo preso droghe, non avevo preso l'LSD, ma per un attimo mi è sembrato di essere, sai, Daphne quando si trasforma in albero, lei si trasforma in albero per sfuggire ad Apollo che la vuole sedurre. Io non ero rincorsa da nessuno, per mia fortuna, anche perché i miei compagni di Assisi o erano sposati come Alberto o non erano esattamente attraenti da voler essere rincorsa come Daphne. E ti giuro che l'ho scritto nel libro, ho scritto, guarda, sento le dita delle mani e dei piedi allungarsi e penetrare nel terreno, la pelle trasformarsi in tenera corteccia e i capelli diventare una folta chioma verde, mentre la mia mente si intorpidisce e il battito del mio cuore e del mio respiro si interrompono all'unisono. È veramente una cosa che io ho vissuto esattamente così. E quindi sono diventata per un attimo una creatura silvestre, un albero, e questo nella mia vita fino ad allora mi mancava. Dopodiché abbiamo preso il sentiero che porta all'eremo di Camaldoli, che era l'antica via percorsa dai buoi, infatti chiamata la Giogana, e proprio i buoi che portavano gli abeti bianchi, dei gioghi di buoi, perché ti capisci che per portare degli abeti, dei tronchi lunghi 30 metri e larghi 40, dovevano, o viceversa, dovevano esserci parecchi buoi e li portavano dalla Romagna alla Toscana, quindi Pisa e Livorno, come abbiamo detto prima, e poi c'è questo confine tra la provincia di Forlì e la provincia di Arezzo. Nel 400 la Romagna era toscana, non era Romagna, si chiamava Romagna Toscana, è diventata Romagna separata dalla Toscana dal fascismo. E come ti dicevo prima c'è questa fascia di confine dove peraltro ci sono state delle lotte partigiane. In Romagna c'erano delle formazioni partigiane vicino al passo, questo qui è il passo di, come si chiama, non mi ricordo il passo come si chiama, forse non l'ho scritto. Forse la Futa, e lì nelle vicinanze del passo operavano delle brigate partigiane, la brigata Faliero Pucci e il gruppo Brigate Romagna. Lì ci fu un famoso massacro, l'SS della truppa Hermann Göring massacrò un sacco di persone, dicono 298 persone tra bambini, donne, uomini uccisi e 115 catturate. Tra il 2 e il 17 aprile 1944, quindi pochi giorni prima del 25 aprile, questi disgraziati hanno fatto fuori 300 persone. Sappiamo che i nazisti nel 1944, dopo come si chiama, l'armistizio e fino al 25 aprile, furono ferocissimi. In Lombardia, per esempio, sul Lago Maggiore ci fu il famoso eccidio di Meina, tanto per dirtene uno. In Francia il 10 giugno ci fu l'eccidio nel Limousin, vicino a Limoges, di Oradour-sur-Glane, dove fu distrutto un intero villaggio dalle SS. Erano ferocissimi perché avevano perso e quindi cercavano di fare più disastri, più morti possibili. E quindi qui questo passo ci fu questo massacro. Poi abbiamo proseguito il nostro percorso tra le montagne, siamo arrivati in alto a Poggio Scali, dove tu fai vedere questa croce. Questa è una croce fatta proprio con due tronchi incrociati e legati tra di loro, quindi un simbolo bellissimo. Ci dovrebbe essere anche il segnale di Poggio Scali, non te l'ho mandato, c'è solo questo, ma comunque questo è in alto a Poggio Scali, che è a 1520 metri. Lì ci siamo fermati a fare il nostro solito picnic, perché come ti ho detto nel cammino di Assisi non ci sono ristoranti e bar intermedi. Sì, ci eravamo fermati allo scoiattolo, ma se avessimo fatto tutto,
dopodiché per arrivare fino a Camaldo lì non c'era altro. Quindi ci portavamo sempre da mangiare e vi ho raccontato che Giovanni e il Norcino portavano sempre un fiasco di vino, anzi una chiantigiana di vino per tutti, e quindi mettevamo giù dei parei, degli asciugamani e ci portavamo i panini, e devo dirti che questi picnic che finivano immancabilmente con una bella dormita erano veramente dei momenti meravigliosi, perché erano dei momenti in cui assaporavi la libertà, cioè nessuno ti doveva dire guarda che ne so, è ora di pranzo, ci fermavamo a mangiare quando avevamo fame, nessuno ti poteva dire no guarda che non è carino sdraiarsi a dormire, non va bene, guarda che non devi mangiare con le mani, guarda che non devi bere direttamente dalla bottiglia, cioè la libertà assoluta, che è quello che ne abbiamo già parlato. Sui cammini tu è un'esperienza di libertà che io ho provato solo sui cammini, poi qualcuno lo prova andando in alta montagna, qualcuno lo prova andando per mare, io sono anche andata molto in barca a vela e ti dico che anche in barca a vela è così, però in barca a vela tu hai tutta una serie di mansioni, di cose che devi fare, e invece sul cammino no, sul cammino devi solo camminare, quindi proprio non hai niente, non c'è lavoro sul cammino, non c'è impegno, sai che a Napoli il lavoro lo chiamano la fatica, non c'è fatica sul cammino, cioè sì, la fatica di camminare se sei stanco, le salite, ma siccome ti puoi fermare dove vuoi, sei stanco ti fermi, hai caldo ti fermi, c'è un ruscello, vuoi metterci dentro i piedi, ci metti dentro i piedi, vuoi mangiare una noce, ti mangi una noce, fai quello che vuoi, e poi hai il tuo corpo che dopo i primi 3 giorni di cammino, anche questo credo che l'abbiamo già detto, a un certo punto il tuo corpo che nei primi 3 giorni si ribella, cioè i primi 3 giorni che cambia il metabolismo, perché cambia totalmente, il corpo si ribella, sei stanco morto, perché cosa succede? Succede che tu bruci i grassi nei primi metri di cammino, nelle prime migliaia di metri, bruci i grassi, e questo succede anche quando corri, bruci i grassi, scusami, bruci gli zuccheri, che sono di pronta utilizzo, no? Quindi fai colazione, hai immagazzinato degli zuccheri, li bruci nei primi chilometri, dopodiché passi a bruciare i grassi, perché gli zuccheri non ce li hai più. E infatti sui cammini dimagrisci, ma non dimagrisci per questo meccanismo fisiologico. Bruciando i grassi elimini le tossine, perché le cellule adipose del nostro corpo sono quelle che assorbono le tossine. Per esempio, se tu fai una cura medica di antibiotici, finiscono nelle cellule adipose i residui di antibiotico, i residui di, come ti posso dire, di analgesici. Quindi quando cominci a bruciare i grassi, il corpo si intossica perché libera tutte queste tossine, e quindi hai mal di testa, hai la nausea, sei stanco morto, credi di non farcela. Io tutte le persone che ho incontrato che sono tornate indietro, e ne ho incontrate poche, sul Cammino di Santiago una, e ad Assisi nessuno, perché siamo arrivati tutti noi 8, tutti assieme, tornano indietro tra il terzo e il quarto giorno, quando si rendono conto di non farcela. Ma è la psiche che si rende conto di non farcela, perché il corpo ti dice io non ce la faccio, però la tua psiche ti dice guarda che ce la puoi fare, no? Credo che sia così anche negli sport, a un certo punto, non è più il fisico che va avanti, ma è la mente che si porta dietro il corpo non si porta dietro la mente. Il corpo a un certo punto ti dice basta, non ne posso più, e allora interviene la mente. Ed è quello che a me è successo quando avevo la famosa vescicona, che continuavo a dire non proseguo la vescica, e poi alla fine la vescica me la sono tenuta e me la sono sofferta tanto perché era molto dolorosa, ma non mi ha fermato. Quindi sul cammino ti può fermare appunto nei primi giorni questa sensazione di metabolismo cambiato, ma dopodiché dal terzo giorno in poi, quarto dipende, entri in una fase zen, cioè entri in una fase in cui il pensiero non è più il pensiero razionale, è il pensiero per associazioni, è un po' come quando ti addormenti, no? Prima di dormire, l'abbiamo sperimentato tutti, che tu sei in una situazione in cui magari, che ne so, in quel momento stai parlando con un amico, dopodiché vedi passare un cane, dopodiché ti sogni la pasta asciutta, dopodiché piove, e dopodiché ti addormenti, perché il pensiero è dissociato, non segue il filo razionale logico. E questa è la libertà, perché tu non sei più legato al
adesso devo andare in ufficio, devo fare una telefonata, c'ho un appuntamento domani a cui non posso mancare, mi aspettano a casa, devo fare il bucato. Tutto questo scompare e quindi vai per libere associazioni. La mente diventa un palloncino che vola ed è meraviglioso. La mente proprio emette queste onde alfa, anche questo l'abbiamo già detto, però magari non tutti ci hanno già sentito. Le onde alfa sono proprio quelle che tu emetti prima di dormire. Sono proprio le onde alfa che si vedono all'elettroencefalogramma, no? Entri in alfa, si dice, entri in alfa. L'alfa sono quelle onde della meditazione e della fase di addormentamento. E quindi arrivi riposato, sembra strano perché fai fatica, sei stanco, ma è una stanchezza solo ed esclusivamente del corpo. La mente non è stanca, la mente anzi si rigenera, tu arrivi rigenerato alla fine di questi cammini ed è il motivo secondo me perché riparti, perché se no, se tu ti ricordassi la fatica non ripartiresti per un altro cammino e invece un camminatore che ha fatto un cammino rarissimamente si ferma a un cammino, ha sempre voglia di ripartire. Qui tu vedi due miei cari amici camminatori. Ecco, che ci fa qui Giovanni Allevi? Che salutiamo, che è un bravo uomo. Sì, è un gran bravo uomo. Era ospite di questo nostro raduno dei cammini. Questi due camminatori sono due camminatori famosi, nel senso che sono tra i camminatori italiani molto noti, soprattutto lei, Cristina. Adesso mi sfugge il cognome. Cristina, dopo aver fatto per tanti anni la camminatrice, è diventata guida escursionistica, si è sposata con un ragazzo che fa anche il musicista e fanno le guide escursionistiche e organizzano viaggi in Nepal, viaggi di questo tipo. Cristina Menghini si chiama lei, se qualcuno è interessato a vedere chi è, si chiama Cristina Menghini. All'epoca faceva ancora solo la capo pellegrina e lui, simpaticissimo Alessandro, era il suo fidanzato. Poi si sono lasciati e lei si è sposata con questo ragazzo con cui fa i viaggi. E quel giorno ospite con noi c'era Allevi, che come vedi gli abbiamo regalato il mio libro, era tutto contento. Grandissimo. Credo che abbiamo finito. Direi che abbiamo finito, sì. Io ti voglio ringraziare come sempre, cara Carla, insomma, il piacere di ritrovarci lunedì prossimo. Se mi permettete di ripercorrere il cammino e di rileggere il mio libro, cosa che non avrei mai rifatto, perché figurati se ho tempo di rileggere il mio libro. Invece ogni volta che faccio la trasmissione lo rileggo, mi riprendo gli appunti e poi seguo un po' il filo, perché sono passati anni. Il cammino di Assisi da allora ha preso più piede, ma non è ancora un cammino frequentatissimo. Poi ci sono stati due personaggi che si sono litigati, chi aveva scoperto il cammino di Assisi, Giordano Picchi, che incontreremo al rifugio di Camaldoli la volta prossima, e che ha fatto il percorso da quello che ho fatto io, quello da Dovadola a Assisi, e poi la Angela Seracchioli, che è stata la primissima pioniera del cammino, che invece l'ha fatto da Laverna ad Assisi e poi lei l'ha proseguito fino a Roma e poi ha fatto un sacco di libri di cui passò Francesca eccetera, ma di lei parleremo quando arriviamo ad Assisi, perché all'epoca lei aveva ancora il suo rifugio ad Assisi, si chiamava La Perfetta Letizia, che sai essere francescano come definizione, ma poi ebbe delle turbolenze con i frati di Santa Maria, di come si chiama la Basilica di Assisi, quella in basso, dove c'è la Porziuncola dentro, c'è questa basilica, Santa Maria degli Angeli, dentro c'è la Porziuncola, lei sul retro aveva una specie di dojo, perché era un posto sincretico, meraviglioso, ma ne parliamo ad Assisi. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.